La regione ha discriminato i due comuni della Bassa Padovana Est e Ospedaletto che volevano unirsi. Ieri l'accusa dei sindaci al Consiglio regionale Veneto che ha respinto il referendum per la fusione dei due comuni. Oggi la risposta del presidente di Palazzo Ferrofini. Ha respinto il Consiglio regionale una proposta referendaria arrivata in regione il 9 di novembre. Mi permetto di dire che se qualcuno aveva iniziative importanti da mettere in moto doveva farlo forse un po' prima. Non si può arrivare in zona Cesarini e pensare che questa cosa non venga anche vista dal punto di vista delle future elezioni elettorali comunali. Chi aveva veramente la necessità di fare queste cose poteva farlo in tempi non sospetti. Insomma una storia diversa rispetto a Valzoldana e al Pago che domani invece voteranno. Loro, spiega Ciambetti, hanno fatto un percorso più diluito nel tempo, ma Piva non ci sta. Siamo convinti che i tempi ci fossero e ci siano ancora volendolo. Questa regione ha discriminato i comuni di Este e di Ospedaletto Uganeo rispetto ad altri casi simili che ha trattato non tanti anni fa, nel 2013. Il caso è quello di due comuni trevigiani. Quello che è avvenuto per Villorba e San Polo ha fatto scuola, cioè arrivare senza aver fatto un percorso sul territorio condiviso con le popolazioni, ha dimostrato che poi il referendum è andato male. Este e Ospedaletto per la regione dunque devono attendere la prossima tornata amministrativa in primavera e poi discuteranno del referendum per la fusione. Se le delibere in comune vengono fatte, mi permetto di dire, a giugno, perché vengono mandate in regione il 9 di novembre? Punto di domanda. Questa risposta non la posso dare io.